Questi concerti vanno fatti spesso. Rinvito qua i miei ragazzi, ormai sono i miei ragazzi. Francesco alla voce, Francesco Manca, Andrea Rosas, narratore Gianluca Pizzalis, grande chitarrista Giulio Piso, che tra qualche mese si sposa, Mariano Maris. Sono persone veramente eccezionali, abbiamo condiviso una bellissima passione e speriamo di fare tantissimi concerti assieme, come Ziri Kiltagia. Passiamo la parola di nuovo a Fabrizio De André. È il nostro filo logico che unisce tutti i nostri concerti. Ci piaceva oggi regalare qualche spazio alla poesia di Fabrizio De André, perché ogni suo brano racconta una storia, si potrebbe fare un film, da ogni brano si potrebbe fare un film. Andrea ci aiuta ogni tanto in qualche concerto a tirare fuori quei messaggi che sono all'interno dei suoi testi. Amico Fragile è un brano molto vicino a noi perché è stato scritto qua in Sardegna come qualche altro brano. E lascio la parola a Andrea. Buona serata di nuovo. Ricordo che in quel periodo stavo ancora con Puni, la mia prima moglie. E una sera che eravamo nella nostra casa in Gallura ci invitarono in uno di questi ghetti per ricchi della Costa Smeralda. Come al solito mi chiesero di prendere la chitarra e di cantare, ma io risposi: perché invece non parliamo? Era il periodo che Papa Paolo VI aveva tirato fuori la faccenda degli esorcismi e aveva detto che il diavolo esiste davvero. Insomma, a me questa cosa era rimasta qui nel gozzo e così ho detto: perché non parliamo di quello che sta succedendo oggi in Italia? Ma che? Quelli avevano deciso che io dovevo suonare. Beh, allora mi sono rotto le palle, ho preso una sbronza terrificante, ho insultato tutti e sono tornato a casa. Qui mi sono chiuso nel magazzino e quella notte, completamente ubriaco, ho iniziato a scrivere. Mia moglie mi ha stanato alle 8 del mattino. Ero ancora lì, nel magazzino, che finivo di scrivere. Amico Fragile. Evaporato in una nuvola rossa, in una delle molte feritoie della notte, con un bisogno d'attenzione e d'amore, troppo se mi vuoi bene piangi per essere corrisposto. Valeva la pena divertirmi le serate estive con un semplicissimo mi ricordo. Per osservarvi affittare 1 chilo d'erba ai contadini in pensione e alle loro donne e regalare a piene mani oceani ed altre onde ai marinai in servizio, fino a scoprire ad uno i vostri nascondigli senza rimpiangere la mia credulità. Già alla prima trincea ero più curioso di voi, ero molto più curioso di voi. E poi sospeso tra i vostri come sta, meravigliato da luoghi meno comuni
comuni e più feroci, tipo come ti senti amico, amico fragile, se vuoi potrò occuparmi un'ora al mese di te. Lo sa che io ho perduto 2 figli, signora lei è una donna piuttosto distratta. Ancora ucciso dalla vostra cortesia, nell'ora in cui il mio sogno, ballerina di seconda fila, agitava per chissà quale avvenire il suo presente di seni enormi e il suo cesareo fresco. Pensavo è bello che dove finiscono le mie dita debba in qualche modo incominciare una chitarra. E poi seduto in mezzo ai vostri arrivederci, mi sentivo meno stanco di voi, ero molto meno stanco di voi. Potevo stuzzicare i pantaloni fino a vederla spalancarsi la bocca. Poteva chiedere a uno qualunque dei miei figli di parlare ancora male e ad alta voce di me. Potevo barattare la mia chitarra e il suo elmo con una scatola di legno. Perderemo. Potevo chiedere come si chiama il vostro cane, il mio è un po' di tempo che si chiama libero. Potevo assumere un cannibale al giorno per farmi insegnare la mia distanza dalle stelle. Potevo attraversare litri e litri di corallo per raggiungere un posto che si chiamasse arrivederci. E mi sia venuto in mente di essere più ubriaco di voi, di essere molto più ubriaco.
Grazie.